Pane però non è dello stesso avviso e quindi lascia correre, ma c'è ancora Charlie Smuzzane in attacco. Sale Ndoi. Il taglio di Forestang dal lato debole con il tapping al volo. Un po' travagliata 2020-2021, forse rappresentano solo un traguardo platonico più che efficace, mentre attenzione a Butti in area di rigore, Butti sterza con sinistro, fa partire un tiro sul quale Enzo si produce con un intervento di pregevole fattura. Tanto dagli altri campi arriva la notizia che il Belluno è passato in vantaggio a Bolzano con un gol di Spencer, mentre qui c'è un cross dalla sinistra. Ancora il numero 20 Antoniazzi della società del presidente Zanutta. E qui c'è un altro intervento prodigioso da parte del portiere dell'Arzignano. 1-1. Calcio d'angolo per il Charlins, palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Occhio Tonelli che la rimette in mezzo, si va al colpo di testa mancato. Tonizzo, alto controcross, sempre Tonelli sul lato debole. Tonelli la ribadisce a centro area, laddove Butti con un colpo di testa non riesce a indirizzare bene. Avanzare di nuovo, alto cross verso Cali che non aggancia, ma c'è Monni pronto a supporto. Il cross del numero 10 e qui c'è un calcio di rigore. Fischia signor Pezzopane. Tirato benissimo il calcio dal dischetto da parte di Lisai. Casini va al cross, mette in mezzo il velo da parte di Forte e poi pallone che arriva tra i piedi di Monni. Bravo a vedere, per quanto si è dimostrato propositivo, volitivo e solido sul rettangolo di gioco della Rica. Attenzione a Casini che fa partire da destra la Berta dal limite dell'area. Pallone che spiove sul secondo palo, la indirizza Buratto, libera l'Arzignano. E anche oggi con la sconfitta che sta maturando in casa contro il Delta Porto Tolle, Chions festeggia poco. Buratto invece fa festeggiare almeno parzialmente i tifosi del Charlie Smuzzane, andando a realizzare la rete del 1-3. Regole, e speriamo davvero che con l'ingresso in zona bianca al Friuli Venezia Giulia non servano anche tutti i protocolli d'ingresso, misurazione della febbre e quant'altro che le società sono tenute a fare. Arzignano vicinissimo al poker, Moro battuto, la palla però non ha inquadrato lo specchio della porta. Siamo al 21esimo del secondo tempo. Charlie Smuzzane 1, Arzignano 3, ancora Arzignano che adesso realizza il quarto gol con Cali. Punizione sul punto di battuta, il neo entrato Valenti con sinistro. Calcio di punizione da parte di Tonizzo sul secondo palo, esce Manuel Enzo.